Questo è la nuova curva. Un regalo di compleanno davvero importante per il Calcio Padova. Nel giorno in cui la società biancoscudata compie 110 anni, il comune svela l'immagine della nuova curva sud, primo stralcio del grande progetto di riqualifica dello stadio Uganeo. La capienza è aumentata rispetto al progetto di partenza e inoltre la curva avvicinata al campo avrà una copertura trasparente. Alle spalle ci saranno 2 palazzetti. Un bel lavoro, mi piace, esteticamente è bello e poi soprattutto è funzionale, perché aver avuto un budget a disposizione, essere riusciti a fare la nuova curva sud e i 2 palazzetti rispettando la capienza dei concerti penso sia una bellissima cosa e soprattutto qualcosa che si fa, che mi piace molto sottolineare. I costi del progetto della curva sud verranno finanziati grazie ai 2 milioni del bando periferie e sport e 800.000 euro della fondazione Cariparo. Con questo primo intervento la capienza dello stadio durante le partite arriverà a 28.000 persone e 42.000 per i concerti. Il primo ad essere soddisfatto è il sindaco Giordani, storico ex presidente biancoscudato che portò la squadra in Serie A. Molto bello. Ricordo che oltre i 3.000 posti ricaviamo anche 2 palestre dietro, uno per quanto riguarda il pallacanestro, uno per quanto riguarda il patinodromo, per cui è una cosa molto interessante sia sotto l'aspetto calcistico sia per gli altri sport. Il progetto definitivo approvato dal CONI prevede altri 2 stralci, ovvero la sistemazione della curva nord per le tifoserie avversarie con annessa la parete di arrampicata e la parte finale con la gradinata che porterebbe la tribuna a fattori più vicina al campo. Ma qui serve l'investimento dei privati, un appello che l'assessore Bonavina non si lascia scappare. Ci vorrà un progetto che coinvolga degli investitori importanti che possano vedere anche di avere un ritorno su quello che andranno a investire. Noi siamo aperti a tutti, qualche proposta ce l'abbiamo già, vediamo. L'attuale proprietà biancoscudata per il momento ringrazia. Stiamo andando nella giusta direzione, speriamo che si realizzi al più presto qualcosa per poi dare passo dopo passo la spinta ad ottenere uno stadio degno della città di Padova. Il 29 gennaio 1910 venne fondato il Calcio Padova e oltre alla bella notizia della nuova curva sud la società ha ricevuto in dono un maxi quadro dell'artista C0110 che raffigura uno dei volti storici, quello di Nereo Rocco, con un cappello che ritrae le cupole del Santo e il Gattamelata. Sulla giacca 2 personalità illustri della storia padovana, Giovan Battista Belzoni e la prima donna laureata nel mondo Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, perché anche il Calcio Padova, come ha detto il sindaco Giordani, è un simbolo della città.